Porta, buonasera a Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle. Perché il senatore Patuanelli le dice che il governo è in ritardo, la maggioranza è in ritardo sulla manovra? Beh, diciamo che non ci sono novità. Oggi sono stati consegnati gli elenchi degli emendamenti inammissibili o improponibili come da prassi, però il ministro Ciriani ha detto che ci rivedremo appena la prossima settimana per discutere di alcuni temi che possono essere di interesse sia della maggioranza che dell'opposizione, il tema degli enti locali, delle zone che sono state colpite da catastrofi naturali, penso alle zone del terremoto. Quindi ci sono dei margini di collaborazione? Su alcuni temi ovviamente come ogni anno ci sono dei margini di collaborazione. Il nostro giudizio sulla manovra rimane molto negativo. Io credo che questa manovra arriverà in aula al Senato attorno al 18-19 dicembre, forse 20, quindi più o meno come sempre, per poi andare alla Camera con una lettura blindata. Si pensava quest'anno di fare molto prima, ma mi sembra che al netto di quello che poi ci dirà ovviamente l'onorevole Bignami, che è stato presente al vertice di maggioranza, del quale non mi posso esprimere perché non ho dettagli, ma non mi sembra che ci sia ancora una quadra. Se si parla di saldo zero significa trovare un miliardo lo si trova per le misure che sembrerebbero essere condivise dalla maggioranza, o con nuove tasse o con tagli di spesa. A proposito di tasse, sono rimasto sconvolto dalla manovra inglese. Hanno fatto una finanziaria con 23 miliardi di sterline di tasse, solo di tasse, cioè significa 28-29 milioni, cioè molto di più della manovra italiana solo di tasse. Beh, diciamo che anche il governo italiano ha portato al record di utilizzare la pressione fiscale. Però sulla questione allora, il superbonus incide sul debito per il prossimo anno e non sul deficit. Se non esistesse il superbonus non avremmo un euro in più per questa manovra, neanche un centesimo. Neanche un centesimo, perché incide esclusivamente sul debito e non sul deficit. Quindi dire che c'è un buco da 40 miliardi, allora uno mi deve dire dove l'articolo della legge io non di sono bilancio... pratico, ma non sono soldi che dobbiamo pagare. Non sono soldi che dobbiamo mettere a bilancio per il 2026, incidono sul monte debito e quindi sul fabbisogno, ma non incidono sul deficit, che significa che non ha... Quello che dice Patuanelli è tecnicamente corretto, incide sul fabbisogno, ma comporta comunque un minore disponibilità di cassa per lo dice non nel sottoscritto, che non di cassa sì, lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio, lo dice la Corte dei Conti e quota tutto, non i 40 miliardi di quest'anno, per 167 miliardi la Corte dei Conti, 170 l'ufficio parlamentare di bilancio. Quanto è inciso sulla crescita? Di cifre ingenti. Quando noi parliamo di rapporto deficit, però l'indice di ritorno è lo 0,4, cioè per ogni euro messo ma non è vero, l'ufficio parlamentare di bilancio ha detto 0,8 e che raddoppia sull'indotto, quindi 1,6. La ZES, ad esempio, per ogni euro che ci mettiamo restituisce 1,6. Ma perché? Adesso non risolve economico speciale. C'è una discussione tra politica. Sì. Inciderà, eccetera. L'hanno votato tutti la proroga. In campagna elettorale tutti i partiti, compresi quelli di governo, dicevano bene, bravi bis. Quindi se esiste una responsabilità, è una responsabilità collettiva. Non proprio, direttore. Noi abbiamo fatto un ragionamento che è, mi permetto di completare, abbiamo detto nel momento in cui si è avviato lo strumento non potevamo tagliarlo lasciando le aziende che ci stavano lavorando poi l'avete fatto, difficoltà. Però. Poi invece abbiamo tutelato le aziende, non volevamo il non avete tutelato le aziende, anche il blocco sulla cessione dei crediti e sulla possibilità di compensare i crediti di imposta devo dare assolutamente il digiuno, scusatemi. Torniamo su. È immaginabile una legge bipartisan? Ma non lo so, vedremo qual è la proposta della maggioranza ovviamente. Io dico che non esiste una legge elettorale che garantisce che ci sia una maggioranza certa, perché anche il nostro sistema, che è bicamerale, che ha due sistemi elettorali diversi tra Camera e Senato, perché uno è basato su base regionale, l'altro su base nazionale, non può garantire neanche col proporzionale col premio di maggioranza che ci sia una maggioranza identica tra Camera e Senato. Io penso che per vincere le elezioni serve il consenso. Mi sembra del tutto evidente che
secondo me non è un bene per il Paese, ma ovviamente l'onorevole Bignami avrà una posizione opposta alla mia. Questo governo sta stabilmente governando da più di 3 anni, è il terzo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Fratelli d'Italia dice che il suo consenso, il consenso del centrodestra sta crescendo, però devono cambiare la legge elettorale per quale motivo? Visto che hanno già vinto con un consenso che sembrava ancora inferiore a oggi, se sono convinti di avere questo consenso si confrontino con il Paese. Le preferenze la convincono? Le preferenze sono da sempre una nostra richiesta, una nostra proposta, quindi sicuramente è uno degli elementi che, se ci fosse una proposta nostra, sarebbero contenuti nella proposta di legge elettorale. Allora, di che cosa avete paura? Chi non vince le elezioni poi di governare. Noi crediamo che questo non sia corretto. Però scusa, i giochi di palazzo ci possono essere con qualsiasi legge elettorale, cioè i governi che sono caduti e poi sostituiti da governi tecnici, sono caduti per il passaggio tra una parte all'altra di parlamentari. Senatore, Quindi Mettere il nome sulla scheda, che era l'idea della Meloni, non piace soprattutto a Tajani, voglio dire, non lo so, e non piace soprattutto a Conte, perché io ho chiesto a Conte, dico scusi perché io non mi immagino la scena, allora Conte che scrive sul simbolo del Movimento 5 Stelle, Schlein, lei ce lo vede? beh, potrebbe anche essere scritto Conte, però, no? Non c'è motivo per pensare che sia scritto. Però se mai onesta. non passasse Conte, cosa che lui auspica fortemente e la vorrà in quest'anno e mezzo perché sia così, ma metta che non gli vada bene e che invece... Io ho letto però una di una Schlein che diceva che non era contraria alle primarie, una volta il centro-sinistra faceva le primarie di coalizione. Il tema del nome e quindi quello è un lei tema interessante perché è un'occasione, sarebbe anche per il centrodestra, di grande partecipazione democratica. Sì. Io posso dire sul tema del nome della scheda qual è il vero elemento, che se ci fosse un premierato, quindi una riforma costituzionale che in qualche modo porta l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ha senso scrivere sulle schede elettorali il nome del Presidente del Consiglio, ma ricordo che siamo una Repubblica parlamentare e che è il Presidente della Repubblica che decide chi incaricare di formare il governo, che poi deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia, e non c'è nessun vincolo al Presidente della Repubblica dal punto di vista costituzionale rispetto all'incarico da dare, quindi è soltanto una trovata pubblicitaria. Che cosa c'è in contrario? No, chiaramente per noi invece il premierato non è una risposta giusta per il Paese, crediamo che non ci sia in nessun Paese al mondo una forma come quella che ha proposto la maggioranza, quindi siamo profondamente contrari alla riforma del premierato. Capisco, però quello che diceva l'onorevole Bignami è dal punto di vista razionale giusto, cioè la maggioranza vuole il premierato e quindi una legge elettorale che in qualche modo accompagni il premierato, però fare prima la legge elettorale per dopo approvare la riforma costituzionale con l'introduzione del premierato che è sottoposta a referendum. Sarebbe quella la fase che manca. Però voglio dire, sarebbe più coerente detto... allora prima approvare il premierato è fermo da 1 anno e mezzo alla Camera. ma adesso evidentemente non mi sembra che ci sia questa grande corsa. No, stasera la Russa ha detto i tempi ci stanno assolutamente per fare il premierato, quindi proprio su questo. E d'altra parte si era sempre detto che parlare di premierato senza parlare di legge elettorale non aveva senso. E adesso sono due cose che devono andare abbastanza siamo profondamente contrari, però è un disegno molto più chiaro quello che ha configurato Mi perdoni direttore, noi ovviamente facciamo una riforma con il premierato con l'idea che poi venga confermata al referendum, quindi dovremmo fare una legge elettorale ipotizzando che il referendum non lo bocce, quindi o lo promuove ricambiando ulteriormente la legge elettorale. Noi vogliamo già dare uno strumento stabile di elezione, quale quello della legge elettorale, con una riforma stabile di riforma costituzionale. Però è chiaro che c'è un problema politico dentro la maggioranza se il premierato non è andato avanti con la stessa velocità della riforma della giustizia. No, io credo che c'era la possibilità di farlo, è ferma quella riforma alla Camera, è stata fatta non in fretta e furia perché al Senato l'abbiamo analizzata con i tempi giusti, però si poteva poi approvarle alla Camera, farla ritornare al Senato come previsto. Allora, qui la cosa un po' imbarazzante è che Witkoff non è un Rubio, un segretario di Stato, cioè un politico, è l'uomo degli affari, in qualche modo. E lì non si capisce mai quali siano gli affari pubblici, quali siano gli affari privati. Insomma, francamente questa cosa sta facendo molto rumore appunto per questo ruolo. Witkoff è bravissimo, intendiamoci, però insomma è molto filorusso perché Trump vuole riportare Putin all'onore del mondo
Il problema è che non gli fa pagare nemmeno un dazio cospicuo, non trova? Beh, diciamo che uno delle tanti punti interrogativi di Trump, la presenza di persone al suo fianco che non hanno un ruolo pubblico ma che in qualche modo hanno a che fare più con la sua attività di imprenditore privato, però stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti d'America, quindi certamente una questione da segnalare. Quello che penso però è che se vi sono dei passi avanti per arrivare alla pace in Ucraina vanno valutati con grande attenzione Tutti, assolutamente tutti. con grandissimo rispetto.